È di un morto e due feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la Romea a Portoviro nello scontro tra due auto articolati e un furgone, che secondo una prima ricostruzione stava svoltando a sinistra quando è stato tamponato dal primo auto articolato. Dopo l'urto il mezzo ha invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva il secondo auto articolato e l'impatto frontale laterale è stato inevitabile. L'ennesimo incidente mortale lungo la Romea che riapre le polemiche sugli autovelox, tanto osteggiati dall'associazione Altvelox, che ha vinto anche alcune battaglie in determinate zone della provincia facendoli oscurare. Ma Armelao commenta. Io ho l'obbligo da sindaco di salvare vite umane, quindi di pensare a qualsiasi strategia che miri alla salvezza ovviamente delle vite umane. Questi sono contro ovviamente gli autovelox, ho proposto il Vergilius, ho detto a ANAS andate avanti con la progettazione di questo Vergilius da mettere, è una sorta di tutor ovviamente di nuova generazione, da mettere sul ponte traslagunare di Chioggia e quindi c'è un ingresso e un'uscita che misura la velocità media dei veicoli, quindi se un utente della strada sa che esiste questa apparecchiatura è chiaro che rallenta, cerca di rispettare ovviamente i limiti di velocità. È inutile poi piangere continuamente vittime sulla statale Romea quando poi ci troviamo le persone che sono contro. Non un modo per fare cassa, ribadisce il sindaco. Io dico solo una cosa, quando tu sai che lì c'è l'autovelox rallenti, perché? Perché non vuoi perdere punti sulla patente e perché non vuoi prendere la multa, giusto? Bene, quindi il comune, se l'utente passa, rallenta, passa l'autovelox e rispetta il limite, che cassa fa il comune? Se tu rallenti e rispetti il limite, la multa non ti arriva, quindi il comune non fa nessuna cassa. Per il primo cittadino l'autovelox è un ottimo deterrente anche nell'impedire incidenti ed evitare la morte sulle strade. Io dico sempre una cosa, che ai familiari è meglio portare a casa il figlio senza patente che la patente senza figlio. E credetemi che da ex, ora in aspettativa, appartenente alle forze di polizia, penso che uno dei traumi più grandi è quello di suonare il campanello a qualche genitore e dire che il figlio è morto in un incidente stradale. Quindi dobbiamo essere seri